Tampone rapido in farmacia. Dopo l'accordo della categoria con la Regione Veneto, a Castelgomberto diventa finalmente realtà. Superate tutte le formalità burocratiche necessarie con l'ASL e con il comune, la farmacia, punto di riferimento in paese, diventa il luogo di effettuazione del tampone nasofaringeo. Credo che sia un segnale veramente importante in questo periodo, perché abbiamo necessità di acquisire sicurezza e di tenerci sotto controllo. Tutti noi sappiamo che tutti i giorni a uno starnuto, a una linea di febbre, il primo pensiero è subito Covid. Vi si può recare chi, avendo qualche timore di poter aver contratto il Covid ma non ha sintomi, non voglia aspettare i tempi dell'USL e preferisca farlo a pagamento, costo 26 euro. Ci sono tanti cittadini che hanno bisogno per poter ritornare al lavoro, per poter viaggiare, per poter accedere alle scuole e quindi poterlo fruire in un ambito sicuro, protetto ma vicino a casa è sicuramente di enorme utilità. Spazi ristretti e ambulatori in condominio hanno fatto optare la farmacia per una soluzione all'esterno. Al momento 2 volte alla settimana, 2 mattine settimanali, il mercoledì mattina dalle 9 alle 12 e il venerdì mattina dalle 9 alle 12. Avremo qui l'ausilio di un camper fornito di tenda dove si svolgerà appunto l'esecuzione del tampone. Da parte dell'amministrazione c'è stato tutto il supporto che è stato possibile dare per gli uffici, per le autorizzazioni, perché si crede fermamente nel valore dell'iniziativa e anche nel valore della farmacia, che è sempre stata un punto di riferimento per il paese.